Sono qui al Sardinia Film Festival per l'incontro che c'è stato con Bélatar, e quello che è riuscito a fare il Sardinia Film Festival è veramente un'operazione preziosa, perché personalmente sono anni che lo sto inseguendo. Realtà prestigiose come Bologna e Torino hanno tentato di invitarlo in passato, non riuscendo mai, e quindi insomma poter essere qui, ascoltarlo e intervistarlo è stato veramente un qualcosa di molto molto importante per me. Ecco, dalla masterclass organizzata qui ad Alghero sono emerse tante cose. Intanto questa esigenza che lui ribadisce tante volte di misurarsi sempre con la realtà, quindi di affrontare la realtà direttamente. Questo è molto importante, un discorso del genere che può sembrare banale apparentemente, perché per tanti giovani oggi che escono dalle scuole di cinema invece il rapporto con il cinema è sempre mediato dalle citazioni, dalla cinefilia, che per carità è importante anche quella, però... Ho trovato alla fine una persona abbastanza timida, e dietro a magari certe pose, vedendo però proprio i suoi occhi, sembrava di essere di fronte ad un bambino. C'era molta emozione, c'era timidezza, e questa cosa mi ha fatto uno strano effetto. E anche tante contraddizioni che sono emerse, per esempio il fatto che sia così attaccato a Facebook e sentisse continuamente l'esigenza di connettersi, ecco, non mi sarei aspettato ed è una contraddizione interessante evidentemente, che un autore che reclama sempre l'esigenza della realtà poi sia così risucchiato personalmente, individualmente dalla virtualità, e forse questo forse è proprio un indizio della sua crisi personale. Ha parlato del suo coinvolgimento con le persone con cui lavora, arrivando a dire cose molto toccanti, come ad esempio che la sensibilità è una forma di condanna, a dimostrazione di quanto lui si senta vicino a queste persone, a questi uomini che mette in scena nel suo cinema.